Alessandro Alessandri, capitano dell'Anorese, un 2-2 che non vi soddisfa, arrivato al termine di una partita insomma, che avete giocato a fasi alterne. Il primo tempo siete riusciti a recuperare, il secondo tempo dopo il pareggio loro non siete riusciti a chiuderli insomma, in aria e a tentare il gol della vittoria. Insomma. Sì, è vero, abbiamo fatto una buona prima parte perché andare sotto dopo pochi minuti e riuscire a ribaltare la partita non è facile, questo è segno di una grande reazione e questa l'abbiamo avuta. Poi il secondo tempo, dopo il gol loro, ci è mancata un po' di lucidità nel cercare di trovare la via del gol. Loro sono riusciti a chiudersi bene, a chiudere gli spazi e per noi col passare dei minuti diventava sempre più difficile. Un pareggio, insomma, mancano 7 partite, la zona playoff è a 5 punti, cosa bisogna fare? Giocare una gara alla volta e fare i conti alla fine. No, vabbè, questo è inevitabile, noi dobbiamo preparare di settimana in settimana la partita nei migliori dei modi cercando di ottenere il massimo in ogni partita. Questo credo rientri nel dovere della squadra. È chiaro che lascia l'amaro in bocca perché volevamo riscattare un po' la partita di Genzano, eravamo riusciti a ribaltare, a recuperare, ad andare in vantaggio e poi purtroppo ci hanno raggiunto di nuovo con 2 pari. Questo è l'amaro in bocca, però che ogni partita credo che ci dà spunto per delle riflessioni e noi sicuramente lo faremo. Gli ultimi 20 minuti eravate in superiorità numerica, però non siete riusciti insomma, a sfruttarla. Sì, sì, loro si sono abbassati tantissimo, si difendevano in 7-8, noi abbiamo fatto anche un po'. Negli ultimi minuti ci è mancata un po' di lucidità, subentrava un po' di stanchezza e così abbiamo cercato con dei traversoni in aria cercare la via del gol, però non ci siamo riusciti, però questo è il calcio, voglio dire. E il bello è che da domenica in domenica ti puoi riscattare, adesso da martedì riprendiamo perché abbiamo il dovere di farlo, e prendendoci anche delle responsabilità come è giusto che sia. E penso che l'Anorese possa fare di più e nelle nostre corde sta a noi adesso ritrovarci e cercare di ritornare alla vittoria già da domenica contro l'Olbia.